Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Torniamo a parlare di sicurezza stradale. Non bisogna sentirsi onnipotenti alla guida. Queste le parole pronunciate da Don Mauro Gazzelli nella messa officiata a ridosso del casello della 4 a Cessalto, modo per ricordare le tante vittime. Forse dovremmo ricordarci che di fronte alle tecnologie, quando abbiamo in mano un'automobile, non siamo onnipotenti. Al punto che moriamo, mi ha detto proprio ieri un anziano, come gli insetti sul vetro della macchina. Così, in un secondo. Sono parole forti, potenti, quelle che Don Mauro Gazzelli pronuncia durante la messa dedicata alle vittime della strada, ai loro familiari, ai feriti e anche ai soccorritori. Sullo sfondo quella 4 spesso teatro di terribili incidenti stradali, un'arteria che divide il cuore di Cessalto e che allo stesso tempo ha spezzato troppe vite. Qui, del resto, come in tutta la Marca, reduce da un'estate nera. 2200 incidenti fino al 2 agosto nella sola provincia di Treviso. Poi, secondo me, fa anche molto riflettere un altro dato. 21 morti lo scorso anno nel 210 km di rete autostradale di competenza di Autovie Venete, quindi un morto ogni 10 km. A organizzare la giornata accanto a parrocchia, comune, provincia, ULS 2, l'associazione Il Melograno, presieduta da Daniele Furlan. Proprio nel tratto di autostrada che dietro di noi io ho avuto un incidente, sono stato tamponato da un camion con il risultato di rimanere tetraplegico, ovvero completamente paralizzato dal collo in giù. 21 anni fa, più o meno in questa stagione, anzi nel mese di ottobre, con le prime nebbie. Da qui la processione simbolica all'interno del piazzale della SME della statua della Madonna, che è stata posizionata per qualche minuto a pochi metri dall'autostrada, il tempo di una benedizione a quello ormai noto a tutti come il tratto maledetto. Alla funzione hanno partecipato anche i familiari di Samantha Renon, la 17enne cessaltina morta nell'aprile scorso a Salgareda nello scontro tra la sua moto e un'auto, e quelli di Nico Baldo, il 34enne travolto ucciso in via Callonga mentre era uscito di casa a piedi per recuperare il cane. A Cessalto i nomi dei concittadini morti sulle strade sono raccolti in quest'urna. È stata un'occasione oggi anche di unirci e di prendersi cura gli uni degli altri. Lo spirito di comunità che deve lavorare proprio anche per la prevenzione, le scuole, le istituzioni, le parrocchie, gli oratori. Tutti dobbiamo parlare un linguaggio diverso e anche essere un po' più esigenti nel dare le regole. E con il caro bollette non sono a rischio solo le opere di fabbriche e aziende, ma anche gli investimenti futuri. Il caro bollette colpisce anche la filiera di industrie e fornitori che si occupano di opere e lavori pubblici, di appalti che interessano imprese nei settori più vari. In questo caso un'azienda che all'interno dei cantieri si occupa della parte metallica, dei componenti dell'opera fatti di acciaio o alluminio, che può arrivare fino all'80% del totale. Noi abbiamo ricevuto le ultime bollette che sono rispetto a mese dell'anno scorso, pari mese dell'anno scorso, un 350% in più. Ma questo poi incide anche sulle lavorazioni annesse. A cascata i lavori, i cantieri si bloccano o rischiano comunque di rallentare di molto per una serie di difficoltà nel reperire materiali che hanno costi ormai fuori mercato o comunque costi eccessivi anche per l'incertezza nel futuro. A circa 0,4 euro il chilo ci hanno mandato una circolare in cui il prezzo va a 0,76. Questo è dovuto al fatto che anche loro a loro volta scade il contratto che avevo in essere con il gas a 30 di settembre e dal 1° di ottobre partirà il nuovo contratto con un aumento abnorme. Essere costretti poi ad affrontare enormi aumenti per il costo delle bollette porta a ridurre, se non a eliminare, altre voci di investimenti strategici per crescere. Mi chiedo, con questi prezzi qua poi, come si può chiedere alle imprese di fare ricerca, sviluppo, innovazione e, ripeto, e sicurezza? Apriamo ora la pagina della sanità, perché tra i minorenni si registra un preoccupante aumento di anoressia e bulimia. L'ULS 4, tra le prime aziende sanitarie venete ad aver attivato un centro dedicato ai disturbi alimentari.
È un fenomeno in crescita soprattutto tra i giovanissimi. Sono 500 i pazienti ambulatoriali registrati al centro per i disturbi del comportamento alimentare dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Di questi la maggioranza sono con diagnosi di anoressia ed una minoranza di bulimia. Purtroppo è un fenomeno in aumento il disagio giovanile, anche in queste espressioni della malattia, è una forma di malattia mentale, dei disturbi del comportamento alimentare, e purtroppo si abbassa anche l'età delle persone coinvolte. Abbiamo in trattamento anche ragazze al di sotto dei 11-12 anni. Dal 2018 ad oggi, nelle due strutture riabilitative dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale, una per i maggiorenni, l'altra per i minorenni, sono state ricoverate 320 persone, di cui l'80% con diagnosi di grave anoressia nervosa. Nelle stesse strutture sono state erogate oltre 30.000 giornate in presenza residenziale e 2.300 in presenza diurna. I minorenni accolti in comunità sono stati 151. Come sempre prevalenza delle femmine giovanissime in età quasi spesso prepubere, se non appena pubere, quindi preadolescenti sostanzialmente. I minori sono ormai più del 50% dei nuovi arrivi all'interno del servizio. Tra i fattori che negli ultimi anni hanno incentivato i disturbi alimentari nei giovani vi è anche l'isolamento a causa della pandemia. Ma oltre all'isolamento causato dalla chiusura delle scuole c'è anche l'isolamento delle famiglie nei confronti dei figli. Il fondatore ed attuale vicepresidente del Coordinamento Nazionale per i Disturbi Alimentari, Stefano Bertemoro, ha annunciato una serie di iniziative a livello nazionale per cercare di coinvolgere in questo problema anche gli istituti scolastici. Nelle scuole bisogna lavorare molto per aiutare i professori a capire, cogliere e sapere come fare. Addirittura stiamo valutando una proposta a livello nazionale perché ci sia non solo un psicologo che sa generico nelle scuole, ma ci sia anche un psicologo preparato per i disturbi di comportamento alimentare, perché tanti professori ci dicono cosa dobbiamo dire, come dobbiamo fare. Porti di Venezia e Chioggia aperti ai cittadini per far conoscere una realtà strategica per l'economia di tutto l'Alto Adriatico. Per una settimana, dal 7 al 14 ottobre, il porto si apre alla città. La manifestazione si chiama Port Days e la novità del 2022 è che sarà possibile vedere da vicino, oltre al porto di Venezia, anche quello di Chioggia, aperti entrambi per l'occasione ai cittadini e in particolare agli studenti di scuole primarie, medie e superiori. Il sistema portuale si presenta a chi? Prevalentemente ai cittadini. Quest'anno c'è a livello nazionale una speciale focalizzazione sulle nuove generazioni e quindi tra le varie iniziative che andremo a presentare sono quelle legate alle scuole, legate agli studenti, legate a coloro che vivranno la Venezia del futuro. Portualità, logistica, scambi commerciali, tutte le voci principali dell'economia portuale veneziana sono in ripresa, avvicinandosi, se non in alcuni casi anche superando, le cifre che si registravano prima della pandemia. Abbiamo registrato interessanti riprese dei traffici fino ai livelli pre-Covid e quindi tendenzialmente una stagione che ci fa diciamo ancora più convinti della necessità di investimenti e soprattutto della necessità di creare un ambiente di business per gli investitori che vogliono venire a Venezia. E ora riflettori, interesse e investimenti proiettati al futuro a partire dai prossimi mesi. Una grossa focalizzazione sui progetti del PNRR. Ieri abbiamo fatto un incontro, la conferenza nazionale dei presidenti delle autorità portuali a Roma con il ministro Giovannini, grande focalizzazione sulla partenza delle nuove gare e quindi sul rispetto delle tempistiche dei progetti ovviamente già assegnati sul PNRR, quindi questa è la nuova priorità. Quanto alla crocieristica c'è attesa per le nuove banchine e anche dall'estero osservatori e addetti ai lavori si attendono novità importanti perché dallo sviluppo di questo settore a Venezia dipende gran parte del traffico turistico di questo tipo di tutto l'Alto Adriatico. Questo è l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Benvenuti al meteo. Domenica 25 settembre sul nostro territorio si avvertiranno ancora gli effetti della perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto giornata decisamente variabile, inizialmente in mattinata il tempo risulterà piovoso, con il passare delle ore cessazione delle piogge a partire dai settori meridionali e diminuzione anche della nuvolosità. In montagna invece qualche temporale anche nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 9 e 15 gradi, massime invece tra i 18 e i 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge abbondanti e intense, specie sulla fascia orientale e sulla costa, dove soffieranno scirocco e libeccio anche sostenuti. Miglioramento in questo caso a partire dalla notte. Temperature minime sui 13-15 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo ancora piogge diffuse in giornata, in diradamento poi con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.